Una serata davvero molto interessante. In questo stand abbiamo visto questa bottiglia Ippana, perché sono 4 tipologie differenti con 4 colori differenti. 4 birre, la bionda, la rossa, l'ambrata e poi abbiamo la bianca. E blonde ale chiamata bionda, molto beverina, facile da bere in qualsiasi occasione. L'ambrata è una stile IPA e quindi abbiamo una birra con una doppia luppolatura, molto più amara. La rossa che ha dei malti tostati che le danno molta dolcezza, finiamo da dessert. E poi la bianca che è una stile white. Sono certificatore della qualità, ottima. Salute. Procediamo verso la degustazione, guardate quante bontà. I ragazzi sono di Palazzo Adriano. Che cosa avete voi? Abbiamo una linea di prodotti tipici, dalle caponate alle confetture, agli oli aromatici, vini, pasta artigianale, varia frutta secca, una linea di patè. Come vi chiamate? Test to be. Test to be. Melanzane e peperoni, capperi e mandorle, olive nere, olive verdi e mandorle, melanzane e menta con pistacchio, olive verdi, rosmarino, peperoncino. Ci hanno preparato questo bicchierino con ceci, mandorle. Adesso vediamo perché assaggiamo un pesto. Questo lo possiamo abbinare anche con la frutta secca, nasce come spalmabile sul pane. Assaggiamo prima il patè, dopodiché la frutta secca. Un altro stand qui all'Ercara Friddi, Sicilia Waffle, andiamo. Vorrei sapere la differenza tra il pancake, la crepe e il waffle. Il waffle è fatto con lievito, Lievito, latte, farina e zucchero. il pancake con impasto, acqua, lievito, farina e zucchero e uova e la crepe latte, farina, zucchero e uova. Latte, farina, zucchero e uova. Quindi sono da mangiare tutte e tre, dico, non è che... cioè. Siamo alla tua compagna. Grazie. Questa è la crepe, un bel waffle, buon pancake, dei waffle siciliani con tanta buona cioccolata. Ok, wow. E adesso la parola va al signor sindaco, naturalmente, di Lercara Friddi, Luciano Marino. Un periodo di festa importante, devo dire, dopo la festa patronale, dopo tante altre manifestazioni, la Notte Bianca, il My Way Festival, per cui ci tenevamo tanto, per valorizzare l'Ercara, le attività commerciali e soprattutto per dare ai nostri giovani un motivo per stare all'Ercara. Ci sono degli ottimi prodotti, sia dolci sia salati, ma anche delle ottime birre artigianali e degli ottimi prodotti. Divertitevi senza mai esagerare. Sicilia. Street Food Fest. Sì, adesso abbiamo fritture miste, poi polpo, cozze, poi tante specialità culinarie. E loro sono lo staff del pesce di Claudio, qua di Lercara Friddi. E adesso l'assessore Ciro Caltabellotta, assessore alle attività produttive. Continua con grande successo, un'edizione come sempre organizzata dal comune di Lercara Friddi con Luca, un'edizione viva, un'edizione che ha coinvolto tutte le attività locali. Sono veramente orgoglioso. Volevo ringraziare come sempre anche l'amministrazione comunale nella persona dell'assessore Oliveri, che è stato con noi in maniera attiva e fattiva. Il nostro sindaco naturalmente, c'è sempre la presenza del nostro amico Luca, è un decano diciamo dell'organizzazione di tutti questi eventi ed è giusto dargliene atto ed è giusto dargliene merito. Nel reparto più dolce che c'è. Poi non solo, fanno anche salse, andiamo a vedere. Marmellate, prodotti dolci come le confetture, come le creme spalmabili e sia prodotti salati. e dove sono le caponate? Qua? Ok, patè, Pomodori sott'olio, patè di carciofi, poi vedo i pelati, vero? cioè, facciamo anche la passata, siamo sia in biologico che sia in vegano. Abbiamo fatto qua per esempio un pesto di mandorle
il comune di Vicari, Vedo anche del miele. il miele di Sulla, il miele di eucalipto. Di dove siete? Siamo di Lercara con l'azienda agricola e sita nel comune di Cassonuto. Entriamo dentro dove lo chef sta cucinando. Quant'è? Mezzo chilo? Ecco tutto lo staff al lavoro del Cavallino. Eccoli qua, ragazzi. Adesso sentiamo il parere di Luca Seminerio per questa manifestazione veramente eccezionale, che è il nostro consigliere comunale ed anche art director. Benvenuti anche a voi, dico le nostre telecamere di Generazione Non Stop, dico nostre perché ci seguite ormai da oltre più che un decennio per tutte le manifestazioni che organizziamo qui nella nostra amata Lercara. Questa sera abbiamo gli Ottoni Animati, domani sera avremo una sfilata di carretti siciliani, avremo dei cantanti con Gianni Di Giovanni, Salvo Neri, Salvo Di Marco, che sono nostri compaesani ai quali dico tantissimo grazie. La mia è sempre una passione così innata che per qualsiasi cosa sono sempre a disposizione. Ciao Generazione!